Sì, campo difficile, però a parte quei 5-6 minuti dove abbiamo preso quei 4 gol che ancora adesso non me ne capacito, cioè, diventa difficile perché poi vai a vedere la partita l'abbiamo fatta noi, però dici perdi 5-2 e dispiace più che altro per le ragazze perché le avevo viste molto motivate, eravamo partiti anche bene, i primi 3-4 minuti siamo andati al tiro 2 volte, quindi però abbiamo avuto quel blackout e io mi ci metto per primo molto probabilmente perché questa settimana sono mancato 3 allenamenti per l'influenza che ho avuto, però lo staff mi ha detto che le ragazze avevano lavorato bene, effettivamente è stato così, quindi mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta, anche se, ripeto, rimane il rammarico e la consapevolezza di aver fatto secondo me una grande prestazione, cancellando quei 5 minuti dove abbiamo preso quei 4 gol. Di sicuro succede anche a quelli molto più bravi di noi. Vedi qualche risultato recente, è successo anche nel maschile che sono stati dei ribaltoni di partite che non lo so sinceramente. Noi dal canto nostro sappiamo di aver fatto una bella prestazione, dobbiamo sicuramente far tesoro degli errori che abbiamo commesso e cercare di far tesoro anche delle cose positive che sono state tante oggi, soprattutto a livello di gioco. Siamo venuti qua, abbiamo anche sotto certo punto di vista messo anche in difficoltà il Milan, anche con giocate molto interessanti, con una squadra molto più giovane di loro, però ripeto, dobbiamo continuare a lavorare, non ci dobbiamo sicuramente abbattere, anche perché la fortuna è che tra 3 giorni abbiamo di nuovo il Milan in Coppa e cercare di riscattare questa sconfitta. La nota positiva più importante sia vedere queste ragazze giocare, nonostante il 4-0, sul 4-0 hanno cominciato a giocare e far vedere del bel calcio su un campo praticamente impraticabile. Quella è la cosa sicuramente positiva, oltre logicamente ai gol di Claudia che ci fa piacere che si sia sbloccata e speriamo duri. Torno a lavorare, chi avrà giocato farà defaticante, le altre lavorano un po' di più, martedì prepareremo la partita e poi mercoledì abbiamo questa andata di Coppa Italia e vediamo se far giocare, molto probabilmente sì, quelle che stanno giocando un po' meno perché è giusto così, che dobbiamo puntare a passare il turno di Coppa Italia perché ci teniamo in modo particolare. Questo, se giocano quelle che hanno giocato un po' meno non significa che tireremo i remi in barca, anzi li tireremo fuori di più e cercheremo di remare tutti insieme. Sì, le condizioni di gioco erano sicuramente avverse, abbiamo trovato un campo ghiacciato, in più nevicava, faceva molto freddo e inoltre sì, la squadra avversaria è molto forte, la classifica l'ha dimostrato e anche la partita di oggi comunque. Noi abbiamo avuto un blackout, nel senso eravamo partite bene, ma poi ci sono stati 10 minuti di vuoto e purtroppo ci hanno condizionato poi la partita perché riprese da questo momento abbiamo fatto una gran partita, peccato di essercela rovinate. Sì, abbiamo giocato buona parte del primo tempo e il secondo tempo in un uomo in più e quindi anche per questo motivo poi siamo state la maggior parte del tempo in attacco. Peccato non essere riuscite a recuperare il punteggio, peccato perché alla fine forse è un po' pesante come risultato. Vabbè, sono felice per i 2 gol, però alla fine usciamo dal campo un po' amareggiate, cioè esco dal campo un po' amareggiata per il risultato più che per i miei gol. Sì, sicuramente fa morale, nel senso ho vissuto magari le ultime partite con un po' di pressione per il fatto che il gol non arrivava, essendo attaccante comunque è una cosa a cui tengo particolarmente, però come dice la squadra, come dicono gli allenatori e tutto, l'importante è fare la prestazione, poi oggi sono arrivati i gol, se le prossime partite arriveranno altri gol bene, se no l'importante è fare un buon risultato con la squadra.